Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione serale del nostro telegiornale. Cosenza rende omaggio alla patrona della città, i cosentini rinnovano il legame con la Madonna del Pilerio. In Veneto alcuni imprenditori nelle mani dell''ndrangheta ridotti sul lastrico, 7 le persone arrestate, tutte appartenenti alla famiglia calabrese dei Multari. Blitz interforze nei quartieri a sud di Catanzaro, durante le perquisizioni rinvenute armi e droga. Un morto e 4 feriti nell'incidente che si è verificato questa mattina nei pressi di Zungri nel Vibonese, a perdere la vita un uomo di 42 anni. Drago, subito decisivo a Siracusa, il nuovo tecnico fa ripartire la squadra Amaranto con una vittoria, a segno l'ex rossoblù Baclé. Ancora buonasera dalla redazione TG10, andiamo subito con Rosalba Baldino a rivivere le immagini più importanti di questa festa religiosa, di questa cerimonia molto sentita dai cittadini cosentini dell'area urbana. Vediamo subito queste immagini e ascoltiamo le parole che ci raccontano questo evento così importante. Migliaia di persone anche quest'anno hanno salutato e hanno partecipato alla festa in onore della Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza e della diocesi di Cosenza Bisignano. Don Luca, il messaggio che parte è quello di una Vergine Maria molto vicina alle persone, che entra nella storia di ognuno di noi. Già nella sua vita Maria si è fatta vicina ad ognuno di noi, basti pensare a quello che ha vissuto subito dopo l'Annunciazione, quando si mette in viaggio per andare a servire la cugina Elisabetta. È proprio dell'amore pensare al di là di sé, e Maria è la donna che si è lasciata completamente riempire dell'amore di Dio, ecco perché è una donna in continua uscita, cioè sempre si muove verso i fratelli. Basta pensare in 2000 anni quanti segni, noi le chiamiamo rivelazioni private, no? Le apparizioni riconosciute dalla Chiesa, ma in quante città e luoghi ci sono segni di questo intervento di Maria, guarigioni, interventi. Maria si mette sempre in viaggio per andare a portare il figlio, perché lei è la donna, noi la chiamiamo vaso spirituale, è la donna ripiena dall'amore che deve portare questo amore. Don Luca Perri, lo ricordo, è il rettore della cattedrale di Cosenza, e tutti i segni della festa, le luminarie e poi anche la processione che ha toccato gran parte delle strade della città. Lo dicevamo, la partecipazione è sempre alta, il legame è inossidabile tra Cosenza e la Vergine Maria. I linguaggi delle generazioni cambiano, guai se non fosse così, noi non abbiamo certamente un modo di esprimerci dei nostri padri, ma rimane questo affetto che anche nei diversi linguaggi si rinnova ogni anno, perché è un affetto che fa parte anche dell'identità e della storia. Maria e questa città hanno da almeno più di 500 anni questo bel legame, questo forte legame. Oggi in modo particolare abbiamo visto tanti telefonini, tanti tablet e soprattutto la presenza dell'icona del Pilerio sui social. Beh, anche questo fa parte dei nuovi linguaggi, il nuovo modo di vivere la devozione. Facevo questa riflessione stamattina, 100 anni fa ognuno entrava con la propria candela, stamattina dopo aver acceso le candele ognuno faceva la sua foto per inviarla, penso, amici, conoscenti, anche per dire ci sono stato, ho pregato per te. È il nuovo modo di esprimere la devozione, e quando è fatto con garbo, con affetto, non disturba neanche questo assolutamente. Si può dire che questa cattedrale è il cuore non solo della città, ma soprattutto di un centro storico che è in cerca di un riscatto? La cattedrale è l'anima del centro storico, se non ci fosse la cattedrale penso che morirebbe gran parte del centro storico, perché la cattedrale non è nata come un pezzo aggiunto alla città storica, la città storica è nata a partire dalla cattedrale come luogo pulsante della vita di fede ma anche della vita sociale, ed è bello che in questo giorno, grazie a Maria, il centro storico almeno oggi ritorna ad essere il centro della città, perché oggi dalla zona nuova, anche da Rend, i cosentini tornano. Penso che sia un ritorno anche alle origini, perché spesso tornando ognuno ricorda lì ci abitava la mamma, oppure è nato lui, è nata lei, ha vissuto un periodo qua. È un ritorno molto bello, perché ecco, ancora una volta grazie a Maria, come dice nel Vangelo, gli umili, quelli che spesso sono lontani,
con lei diventano i protagonisti. Velocissimamente, cosa lascia dopo tanta, tra l'altro, preparazione, no? Questa festa, cosa lascia questo giorno? Questo non lo possiamo valutare noi, la grazia di Dio è come un fiume carsico, lavora in maniera sotterranea, lo sa solo il Signore quello che lascia. La nostra soddisfazione di pastori è se almeno oggi, almeno un minuto, una persona si sia ricordata di Dio e guardando a Maria si sia sentita benedetta da Dio e spronata ad andare avanti. È il più bel risultato della festa. Queste cose ci vogliono, ma soprattutto ci vuole questo momento di uno sguardo su Maria e di uno sguardo di Maria su di noi. Grazie Don Luca, vi lasciamo con questa bella immagine dei cosentini, ordinatamente dobbiamo dire in fila per salutare la Vergine del Pilerio. La scaletta del nostro telegiornale ci impone spesso di voltare pagina bruscamente, di passare dal sacro al profano, più che profano, alla criminalità, alla cronaca. Ci racconta di una storia in Veneto di alcuni imprenditori nelle mani dell''ndrangheta ridotti sul lastrico, 7 le persone arrestate, tutte appartenenti alla famiglia calabrese dei Multari. Sentiamo. L''ndrangheta conquista anche il nord-est. Questa mattina all'alba è scattata l'operazione dei Carabinieri del Rosso denominata Terri. 7 gli ordini di custodia cautelare e 20 le perquisizioni eseguite tra le province di Verona, Venezia, Vicenza, Treviso, Ancona, Genova e Crotone. Gli inquirenti hanno documentato per la prima volta in Veneto gli interessi e l'operatività della criminalità organizzata calabrese. Con il blitz è stata disarticolata la famiglia Multari, trasferitasi nel Veronese da oltre 30 anni. Le indagini avviate nel 2017 hanno così consentito di ricostruire le attività criminali del nucleo familiare e i legami dell''ndrangheta con le imprese locali, un sodalizio che estorceva denaro e trasferiva valori in modo fraudolento. Gli investigatori in particolare hanno ricostruito un paio di episodi di svuotamento di aziende venete del settore edile nell'arco di una decina d'anni. Il presunto boss della famiglia, Domenico Multari, con i 2 fratelli e un paio di nipoti, sarebbe riuscito ad approfittare delle difficoltà degli imprenditori e a carpirne la fiducia. Per i 2 è iniziato un incubo fatto di estorsione e minacce, imprenditori alla fine ridotti sul lastrico. Nel corso del blitz è finito in manette anche un imprenditore veneziano, titolare di un cantiere nautico, che si sarebbe rivolto ai Multari per risolvere un contenzioso civile sull'imbarcazione. La soluzione era stata dare fuoco alla barca che si trovava ormeggiata in Sardegna per evitare che si svolgesse una perizia. Un terzo filone riguarda infine l'inquinamento di una procedura di messa all'asta di 2 immobili a loro confiscati, ricomprati da dei prestanome. Sono segnali pericolosi perché dimostrano che anche in Veneto la criminalità organizzata mafiosa si presenta come soggetto che risolve i problemi e viene riconosciuto dal mondo esterno, ha commentato il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. Altro blitz che è diventato quasi una costante nei quartieri a sud di Catanzaro. Durante le perquisizioni sono state rinvenute armi e droga. Controlli a tappeto nella zona sud di Catanzaro, come successo nelle scorse settimane in altre zone della città. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, nell'ambito delle iniziative finalizzate a contrastare fenomeni di illegalità nelle zone più degradate della città, hanno effettuato un vero e proprio blitz interforze. Coadiuvati dalle rispettive unità cinofile, hanno messo in atto un servizio ad alto impatto presso complessi popolari, dei quali circa la metà in completo stato di abbandono. Nell'area posta all'estrema periferia della città si sono registrati nel tempo fenomeni di illegalità e incuria, decine gli appartamenti sottoposti a perquisizione da parte delle forze dell'ordine, dove anche grazie all'intervento di personale dell'Enel sono stati riscontrati diversi allacci abusivi alla rete elettrica. Un'ulteriore attività partita intorno alle 8 e che ha visto l'impiego di un centinaio di uomini fra agenti della Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che avrebbe portato ad alcuni arresti. I quartieri interessati sarebbero quello Corvo, Aranceto e Viale Isonzo. La zona è ritenuta da sempre ad alto rischio criminale, considerato lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti e la presenza di criminalità diffusa. Le forze dell'ordine hanno effettuato numerose perquisizioni e diversi controlli, anche con l'ausilio delle unità cinofile e dei reparti specializzati. Ecco infatti alcuni agenti con in mano un panetto di stupefacente ritrovato durante il blitz, che ha visto l'impiego di uomini della squadra volante del commissariato del Lido e della squadra mobile agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti, del commissario capo Antonio Trotta e del commissario capo Claudia Tortorelli, coadiuvati dai militari della Guardia di Finanza, dal personale tecnico e dai vigili del fuoco, che hanno accertato numerosi allacci abusivi e per questo fermato diversi soggetti.
Incidente mortale nel Vibonese, a perdere la vita a Zungri un uomo di 42 anni, ci sono anche 4 feriti. Erano le 9 di mattina quando un boato ha squarciato la routine di una mattinata come le altre sul Monte Poro. L'impatto tra una Fiat Punto ed un pulmino è stato violento, devastante. Per il giovane alla guida dell'auto non c'è stato nulla da fare. Teatro di questo nuovo tragico incidente la strada provinciale 17 che passando dal Monte Poro collega Vibo Valentia a Tropea. Lo scontro frontale tra il pulmino e l'auto è costata la vita a Francesco Piccolo, 42 anni di Tropea. Era alla guida della Punto che si è scontrata frontalmente con un Ford Transit con a bordo alcune giovani guide turistiche che, ospitati in un B&B nella zona, si stavano dirigendo a Locri per un sopralluogo di lavoro. Le persone all'interno del pulmino hanno subito solo ferite di lieve entità. Allertati dalle persone che, abitando nei pressi, hanno sentito il forte boato, sono giunti i carabinieri ed i sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente è stato chiamato anche l'elisoccorso che poi è ripartito con a bordo uno dei feriti trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro, in quanto avrebbe riportato un trauma alla schiena che potrebbe aver interessato la colonna vertebrale. Altre 3 persone sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia e le loro condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione, anche se tra loro vi è una donna in stato di gravidanza. Su quanto accaduto, i carabinieri della compagnia di Tropea hanno avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità. La sanità adesso, le osservazioni fatte dalla Regione Calabria in materia di appropriatezza della spesa sanitaria per la mobilità passiva erano fondate. Le evidenti inesattezze, i comportamenti opportunistici riscontrati hanno portato la Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni a assegnare alla Regione 15 milioni di contributo sul fondo 2019. Sentiamo. La Calabria si riprende un po' dei soldi spesi per la mobilità sanitaria passiva. Il delegato alla sanità della Regione Calabria, Franco Pacenza, e il dirigente generale del Dipartimento Salute, Antonio Belcastro, hanno partecipato a Roma alla riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che ha affrontato nuovamente il tema della mobilità sanitaria. La Commissione Salute ha condiviso di sospendere per la sola Regione Calabria la rata di conguaglio 2019 per la mobilità passiva, pari a circa 8 milioni di euro, e di riconoscere un contributo di 15 milioni aggiuntivi a valere sul Fondo 2019. Nella seduta del 6 febbraio scorso, ricorda Pacenza, la Regione ha formalmente notificato una prima analisi sui flussi di mobilità sanitaria per l'anno 2017 alla Commissione, che poi ha demandato un approfondimento di merito alla Commissione Tecnica, deputata a validare i flussi di mobilità da tutte le regioni. Quindi, nella riunione odierna, la Commissione Tecnica ha riferito che le osservazioni fatte dalla Regione Calabria in materia di appropriatezza, con evidenti inesattezze e comportamenti opportunistici, sono fondate. E proprio la complessità del percorso dei flussi di mobilità sanitaria, evidenzia il delegato alla sanità, si determina con procedure finanziarie in acconti e conguagli che si trascinano negli anni. Sono ancora aperte, infatti, le procedure di conguaglio che trovano fonte nel 2013-2014 con relativo addebito sul Fondo Sanitario Regionale. Pacenza annuncia che nei prossimi giorni, all'interno del Dipartimento Salute, sarà costituito un nucleo dedicato esclusivamente alla verifica dei flussi di mobilità e alla loro appropriatezza, che con il supporto tecnico adeguato dovrà attivare tutte le procedure di contestazione e contemporaneamente verificare l'insieme dei flussi degli anni precedenti. Non si tratta, rimarca Pacenza, di mettere in discussione contabilità e bilanci inconsolidati per le altre regioni, ma di portare a minor debito tutte le partite che manifestano inappropriatezze e incongruenze. La Regione Calabria che punta sul turismo e come ogni anno presenta e organizza una squadra forte per presentare le ricchezze della nostra regione alla BIT di Milano. Territori ed esperienze. Sono stati questi gli elementi che nel 2018 hanno determinato in Calabria un aumento del 5,8% dei flussi turistici provenienti dall'estero. Un'offerta turistica integrata che la Regione Calabria ha presentato alla BIT di Milano attraverso 2 esempi virtuosi, gli itinerari turistici delle terre vibonesi e il turismo lento della Riviera degli Angeli. Entrambe le proposte vanno nella direzione della legge regionale numero 2, varata nel 2019. Non è una legge manifesto come tante che si fanno e che a volte ottengono l'obiettivo e a volte no. Questo è uno strumento di programmazione integrata dal basso che viene offerta a territori come quelli che abbiamo presentato oggi, le terre vibonesi piuttosto che la Riviera degli Angeli, e che consente agli imprenditori, alle associazioni di categoria, ai comuni, alle camere di commercio, alle Proloco di istituire un tavolo di concertazione permanente, un distretto,
e che poi le proposte che provengono da questi distretti possano essere assunte, anzi debbano essere assunte nei piani triennali del turismo come prioritarie. Un modo nuovo dunque di intendere il turismo che sta sperimentando con successo il GAL Terre Vibonesi. La provincia di Vibo non è solo mare, partiamo dal mare però per vivere anche le zone interne. Appunto questi itinerari che abbiamo presentato, itinerari geografici e tematici. Ci sono tante eccellenze, tante bellezze, vogliamo però metterle in rete a sistema. E appunto il mare, sì, questa costa straordinaria e meravigliosa, ma altrettanto bello è vivere in pienezza questa terra attraverso i sapori, attraverso l'ambiente, il trekking, la natura incontaminata, attraverso l'arte, la cultura, la religione. Quindi tutto questo in provincia di Vibo, questo fazzoletto piccolo di terra, ma davvero da un grande potenziale. Reddito di cittadinanza e quota 100, banchetti informativi nelle città calabresi per spiegare le misure più importanti messe in campo dal governo gialloverde. In piazza anche a Cosenza i gazebo dei 5 Stelle per spiegare ai cittadini i nuovi strumenti di welfare messi in campo dal governo, ad iniziare dal reddito di cittadinanza. Come funziona? Chi può accedere? Sono le domande più frequenti da parte di chi spera di superare la difficile situazione sul piano economico e occupazionale. Stiamo incontrando tantissimi cittadini e stiamo discutendo con loro delle nuove misure che sono state approvate dal Parlamento europeo, ovvero reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza e quota 100. C'è tanto entusiasmo, tanta voglia di comprendere meglio come funziona e tanta voglia soprattutto di finalmente poter reinserirsi nel mercato del lavoro e riacquistare un po' di dignità. Una misura che, spiegano i pentastellati, aiuterà molto anche le famiglie con disabilità. Per quanto riguarda i parametri di riferimento sono quelli che sono stati adottati anche per quanto riguarda il reddito di cittadinanza dei nuclei familiari di quelli che ne hanno bisogno. Il disabile, la famiglia con disabilità avrà la possibilità di avere degli incentivi che possono dare la possibilità a una inclusione del disabile nella vita quotidiana. Il Movimento 5 Stelle ha fissato per tutto il mese di febbraio incontri con i cittadini che potranno recarsi al punto d'incontro di via Bari 21 a Rende ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 19. Un punto informativo per raccontare a tutte le persone interessate che cos'è questa rivoluzione del reddito di cittadinanza, quindi quali sono i requisiti per accedere, ma anche le opportunità che offrirà il reddito di cittadinanza attraverso il patto per il lavoro, il patto per la formazione e il patto per l'inclusione sociale. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro preventivo a Reggio Calabria la casa famiglia per anziani La Margherita. La struttura esercitava abusivamente la propria attività in assenza di autorizzazione sanitaria amministrativa. La casa famiglia ospitava 17 persone anziane alle quali non sarebbe stata offerta alcuna assistenza medica qualificata, nonostante agli ospiti venissero somministrati tra l'altro una serie di farmaci. Rilevate anche violazioni di norme igienico-sanitarie per la somministrazione di cibo e sovraffollamento. Concorso per dirigente, indagato il sindaco di Feroleto Antico e accusato di abuso d'ufficio insieme ad un tecnico del comune. Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, il sindaco, dopo aver emesso un avviso pubblico per selezionare un dirigente da assumere a tempo determinato, avrebbe accettato la candidatura di un manager pur sapendo che era stato condannato per falso ideologico. Circa 600 tra capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti di importanti firme dell'alta moda sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Crotone, che ha denunciato 6 persone. I Baschi Verdi, nell'ambito di un controllo delle bancarelle allestite nel mercato che si svolge mensilmente in città sul viale Regina Margherita, hanno individuato e sequestrato centinaia di scarpe e giubbotti che riproducevano segni distintivi contraffatti di note griffe. Incendio in una concessionaria automobilistica nell'area industriale di Contrada Lecco a Rende. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo sarebbe partito dall'officina e poi interessato diversi veicoli. Indagini in corso sulle cause dell'incendio.
Musica, arte, gastronomia e sport per stimolare, per sensibilizzare alla donazione del sangue e del midollo. Rosso e Vita, questa l'iniziativa oggi a Cosenza, al centro trasfusionale dell'Annunziata, e ha partecipato fra i testimoni anche un calciatore del Cosenza che crede fermamente nell'importanza della donazione, Riccardo Idda. Senza te non posso vivere è la campagna di sensibilizzazione alla donazione promossa dall'Appidem Ollus, che ha portato alla giornata Rosso Vita, di scena nel centro trasfusionale dell'ospedale di Cosenza. Una vera giornata di festa con musica, arte, teatro, sport, gastronomia e soprattutto divulgazione scientifica per la donazione del sangue e del midollo. I tanti giovani presenti hanno potuto apprezzare la fanfara dei bersaglieri, ma anche gli artisti cosentini, e ascoltare le parole di un calciatore come Riccardo Idda, che è anche un donatore. Tante le associazioni coinvolte per spingere alla donazione del sangue e del midollo osseo, un evento patrocinato dal comune di Cosenza. Nonostante l'amministrazione comunale non abbia grande competenza in materia di sanità, il nostro sindaco ha capito che occorre che camminino insieme chi si occupa di salute e chi si occupa di città. Questo è un evento importantissimo perché ha un obiettivo: deve accrescere e consolidare la cultura della donazione. È un atto d'amore. Come diceva San Giovanni Paolo II, l'amore non è qualcosa che si può insegnare, è qualcosa di importante da imparare. La donazione di sangue è anche una forma efficace di medicina preventiva, perché tutti i donatori vengono sottoposti a controlli ematochimici, quindi nel caso si sospetti una patologia vengono poi sottoposti a indagini più specialistiche. Il criterio principale per essere ritenuti idonei alla donazione è essenzialmente quello di essere in buona salute ed avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. È il momento di scendere in campo. La promozione della donazione è ovviamente un momento critico, perché noi dobbiamo convincere i sani a venire in ospedale. Con queste manifestazioni speriamo di riuscire a staccare l'ospedale dalla donazione. La donazione del sangue è sempre un momento felice, a differenza di quella che per esempio è la donazione degli organi, dove il legame è sempre con un momento tragico. In questo caso tutti i giorni è festa, certo non così, oggi è un evento di richiamo, ma vi garantisco che tutti i giorni è assolutamente festa. E adesso il calcio giocato con la Reggina che si prende 3 punti pesantissimi in casa del Siracusa, un Eurogol di Strambelli e un'altra rete di Alain Baclé per la vittoria in una gara abbastanza complicata, dove qualche svarione difensivo della squadra di Drago non è stato sfruttato dai padroni di casa. Cosenza e Crotone si leccano le ferite in Serie B dopo la sconfitta e il pareggio rimediati nell'ultimo turno. Si rituffano nella preparazione. In vista dei prossimi impegni, i lupi affronteranno al Marulla la Cremonese, mentre i pitagorici, reduci dall'X del Bentegodi, ospiteranno il Pescara. In Serie C la Reggina Corsara a Siracusa nel Monday Night. Gli Amaranto fanno bottino pieno, aggiudicandosi un match che rilancia le ambizioni della squadra di Drago, che conquista il quinto posto solitario in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, un 1-2 strepitoso nella ripresa spegne le speranze degli aretusei, risucchiati in zona calda. Strambelli sblocca il risultato al 15° del secondo tempo con una rete a lungo contestata dai siciliani per un presunto fuorigioco, ma il direttore, dopo il consulto con l'assistente, assegna il vantaggio ai calabresi, che raddoppiano poco dopo su un'azione imbastita da Franchini e conclusa, manco a dirlo, da Alain Baclé. Siracusa alle corde, Reggina che gongola in attesa di affrontare giovedì alle 20:30 il Potenza. La prima partita, dopo tanto tempo anche per me, sono un debuttante della categoria, non sono soddisfatto della prestazione, soprattutto quella del primo tempo, dove abbiamo fatto tanti errori tecnici e abbiamo dato la possibilità a Siracusa di poter prendere coraggio. Siamo stati bravi nel compattarci e nel subire gol, soprattutto quando abbiamo perso delle palle sanguinose in mezzo al campo, quindi sotto l'aspetto difensivo la squadra ha lavorato bene.
e mi premeva questo aspetto, perché quando sono arrivato questa squadra è la quart'ultima per gol subiti, e per una società, una squadra che ambisce a qualcosa di importante, questo aspetto bisogna migliorarlo. Domani invece scenderanno in campo Vibonese e Catanzaro. I rossoblù, reduci da 2 pareggi consecutivi con Catania prima e Cavese poi, sperano di tornare al successo casalingo contro il Rieti. Il Catanzaro invece giocherà nella Tana delle Vespe, prima contro terza, per dimostrare di che pasta è fatta la formazione di Auteri, che potrebbe con una vittoria avvicinare la vetta della classifica. Non può essere decisiva a 12 giornate alla fine. Il Catanzaro non è l'unica squadra di questo girone, così come non lo è la Juve Stabia, sono altre squadre, non è una partita decisiva. Forse qualcuno un po' la sta dipingendo, ma non è così, la realtà è un'altra. È una partita importante, ma non decide proprio nulla questa partita. Chiude il quadro il Rende, che reduce dal pareggio con il Potenza dopo 5 turni di digiuno, ospita Lorenson giovedì pomeriggio, proprio il Siracusa strapazzato dalla Regina. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore con gli esperti meteo in Calabria, vediamo. Come anticipato nella puntata precedente, sull'Europa centro-occidentale è presente un robusto anticiclone che nelle prossime ore tenderà ad innalzarsi verso la Scandinavia, favorendo la discesa di masse d'aria molto fredda di origine artica lungo il bordo orientale verso la nostra regione e che causeranno un deciso calo delle temperature. Domani al mattino cielo generalmente poco nuvoloso, con possibili addensamenti sull'altopiano silano e debolissime nevicate. Nel corso della serata aumento della nuvolosità sui versanti ionici, con possibili piogge e deboli nevicate al di sopra dei 200-300 metri. Temperature in ulteriore calo. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari generalmente molto mossi o tratti agitati dinanzi il Crotonese, con venti di tramontana tra moderati e forti. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.